Buonasera da Taglio di Po, buonasera da Leandro Maggi. Il progetto Volontariato Chiama CSV Risponde, organizzato dal CSV Centro di Servizi per il Volontariato di Padova e Rovigo, è stato presentato nella sala conferenze Falcone di Taglio di Po. Presenti, oltre il sindaco Laila Malangoni, che ha fatto gli onori di casa, la vicepresidente CSV Padova Rovigo Marinella Mantovani e il direttore generale CSV Padova Rovigo Nicolò Gennaro. Tante le associazioni presenti e anche i rappresentanti di amministrazioni vicine, come il sindaco di Ariano nel Polesine Luisa Beltrame, con alcuni rappresentanti della sua amministrazione, e l'assessore Boscolo del comune di Portotolle. Durante l'incontro sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui la risposta del volontariato alle sfide post-riforma e post-Covid e i servizi offerti dal CSV. È diventata una questione anche di burocrazia, di diritto, di contabilità ad un livello che non avevamo mai conosciuto prima. E quindi questa difficoltà è andata a sommarsi a tutte le altre difficoltà, mettendo un po' in crisi il nostro mondo. Dentro la riforma del terzo settore, dentro il RUNZ e dentro tutti questi adempimenti abbiamo anche un altro fattore, che è quello della digitalizzazione. Una grandissima opportunità di sviluppo, una grande modernità che si sta portando nel nostro paese, ma anche una grande rottura di scatole e una difficoltà che sta ampliando le divergenze anche tra vecchie e nuove generazioni e rende anche più difficile la gestione del quotidiano, perché è una cosa che è nata per semplificare e che effettivamente magari per una persona giovane che è nata con il cellulare in mano, eccetera, è effettivamente una semplificazione. Per chi sta imparando un po' alla volta a avere a che fare con la PEC, la SPID, la firma digitale e tutte queste cose qua, insomma è un ulteriore elemento di difficoltà. Ovviamente anche i CSV sono attraversati dalle difficoltà che stanno vivendo tutte le associazioni, anche noi siamo un'associazione. I nostri soci sono le associazioni di Padova e di Rovigo, sono quasi 600 organizzazioni tra Padova e Rovigo. E quindi approfitto anche per dire che se magari in sala c'è qualcuno che non è ancora socio del CSV, si può diventare soci, non costa nulla, è una forma di associazione gratuita, quindi se non siete ancora soci vi invito caldamente a farlo, perché questo CSV è agito dal volontariato. Quindi Marinella Mantovani è vicepresidente, interviene questa sera, perché è stata votata dal volontariato stesso, che ha eletto il consiglio direttivo, che è fatto da 11 volontari che hanno la gestione del centro e ne determinano gli indirizzi strategici politici e fanno da presidente, vicepresidente, eccetera, eccetera.